La rissa tra ragazzine con decine di coetanei ad applaudire, incitare e filmare, accaduta ad Oderzo, non è che l'ultimo episodio di una serie di fenomeni non più nuovi né limitati ai grandi centri urbani, ed i dati preoccupano. La fascia ormai, come dire, interessata è dai 7 ai 16 anni, quindi con una discesa anche dell'età media. Non è più un monopolio maschile, anche in questo caso c'erano ragazze, ragazzine coinvolte, e se dovessi dare quel poco di dati che c'è, secondo l'Osservatorio Nazionale sull'Adolescenza, su un campione di 7.000 giovani, di 7.000 adolescenti, i 6,5 sono coinvolti in baby gang. Fenomeni che allarmano e che chiamano in causa gli adulti, famiglia e scuola, che dovrebbero cominciare ad interrogarsi su cosa non funzioni nel processo educativo dei ragazzi. Se noi ragioniamo, i 14, i 15, i 16 anni dovrebbe essere la fascia di età più coinvolta nel processo di scolarizzazione, quella più coinvolta nelle attenzioni familiari, ma mi sembra che questo appunto smentisca questo avvolgimento educativo che evidentemente qualche falla deve avere, se coincide proprio con questa età in cui dovrebbe essere massima l'attenzione degli adulti famiglia e degli adulti scuola nei confronti delle giovanissime generazioni.